Buongiorno da Rosolina Mare, primo weekend di estate col botto, proviamo ad indagare dagli operatori come è andata, quanta gente è arrivata e cosa si aspettano da questa stagione estiva. Con Otello Massara, uno dei veterani da 41 anni qua a Rosolina Mare, cosa si aspetta da questa stagione e come è andato questo ultimo weekend? Questo weekend è andato benissimo, è stata tanta gente e siamo contenti della giornata di domenica. Ecco, vi aspettate un 2021 in linea con gli altri anni? Io penso di sì, la gente ha voglia di muoversi, di venire al mare, di essere liberi, di respirare aria pulita. Però, niente, speriamo che vada tutto bene, che il tempo ci aiuti, che ne abbiamo bisogno e che sia una bella stagione, calma, tranquilla e sereno per tutti. Primo weekend d'estate, pieno, penso tanta gente, come è andata nella vostra spiaggia, ricordando che è una delle prime spiagge di Rosolina e forse la più vecchia in assoluto, o sbaglio? Dipende da più vecchia. in senso positivo e buono. Sì, dai, stavo scherzando. Allora, diciamo che sì, siamo stati i primi come spiaggia Rosolina Mare. Quindi c'è rispetto da parte della gente di tutte le normative? Tantissimo rispetto per le normative, poi ascoltano benissimo il personale e quant'altro, insomma, ecco. Quindi bravi, sono diventati bravi. Tutti abbastanza bravi, sì. E in ogni caso farebbe la firma che il 2021 fosse come il 2020? Come stagione? Beh, diciamo che come stagione vedo meglio questa rispetto al 2020 con le restrizioni che abbiamo avuto all'inizio prima di cominciare la stagione del 2020. Tutti quanti avevamo un po' di paura, però poi è andata bene lo stesso. Quest'anno è già ancora meglio. Quanta voglia c'è di normalità? Tantissima voglia di normalità, vedi proprio che la gente ha voglia di godersi il sole, godersi la spiaggia, godersi il mare. Enrico Crivellari, Bar al Gattaccio e Hotel Pineta, come è andato questo primo weekend d'estate? Finalmente tantissima gente, è stato veramente un weekend particolare, il primo weekend di bel tempo pieno, senza false previsioni, che anche quelle a volte portano via qualcosa. Comunque tutto a posto, super contenti. Cosa posso dire? Finalmente la gente comincia anche a rilassarsi in questo post lockdown, finalmente, perché erano veramente super nervosi. Ecco, abbiamo chiesto a un suo collega quanta voglia c'è di normalità. Mamma mia, veramente manca tantissimo, manca veramente, sento proprio le persone che hanno proprio voglia di stare tranquilli. Finiamo con il villaggio turistico Tizè, all'entrata appunto di Rosolina Mare, e sentiamo Giancarlo Segato, che è il nuovo gestore di questo centro turistico che è stato chiuso un paio d'anni e finalmente riapre appunto con la gestione della famiglia Segato. Allora, intanto siamo molto lieti di questa avventura, diciamo, perché gestire un villaggio da oltre 1000 posti è una bella sfida. In questo periodo post-Covid abbiamo già una buona pressione di prenotazioni, giugno si conferma al 50%, mentre già per luglio e agosto abbiamo quasi il 100%. E abbiamo già alcuni stranieri, quindi positivo, un'estate positiva. Buongiorno a tutti e un saluto caloroso a tutti i turisti che vorranno visitarci. Ciao.